spalle e chi sogni sotto le spalle sembra mondo del quartiere e non è tutto per non fanno lontana. Bentornati qui, siamo su Radio Taranto, bentornati a tutti quanti e iniziamo già a salutare. Allora, ciao Milena, ciao Simone, ciao Anna, ciao Mauro. Allora, bentornati a tutti quanti. Allora, intanto aspettiamo, no? Un po' di tempo, così facciamo entrare un po' di persone. Intanto seguiteci sui social che stanno sopra la mia testa, così potete seguirci su tutti i social. Ciao Fiore, un bacio Fiore. Allora, intanto aggiustiamo qui la situation. Allora, ragazzi, allora, ci senti Giuseppe? Ok, c'è il nostro Giuseppe Barice. Buon pomeriggio Giuseppe. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti quanti voi che state in ascolto da Radio Taranto con Peppe e con Giuseppe Parigi. Come va? Tutto bene, tutto bene. Speriamo che finisce subito questa quarantena. Speriamo veramente che... Come la stai passando questa quarantena? Ci senti? Ti senti? Sì, tu mi senti? Sì, sì, ti senti, ti senti. Ok, come la passi questa quarantena? E come la passo? Qui a casa, senza fare niente, sto sempre a scrivere canzoni, speriamo che finisce subito questa quarantena, che usciamo alla grande. Siamo stati già, dobbiamo essere ospiti in Germania con l'amico che io saluto, Franco Amato. Sì, e lo salutiamo anche noi. Un paio di saluti. Vai, se hai da fare qualche saluto, vai così poi inizio con le domande. Ah, ok. Allora, saluto tutte le persone che stanno in ascolto, saluto il gruppo di Cantiamo Napoli, tutte le persone che stanno nel gruppo, Milena, Piero, Vanessa, tutte le persone che adorano la musica napoletana e adorano Giuseppe Valigia e tutte le mie fans che sono tantissime. Grazie a tutti. Ah, scusami, saluto anche la nostra amica Elettra con la sua bellissima famiglia. Salutiamo anche noi Elettra, che sarà con noi mercoledì, se mi ricordo, o giovedì, non mi ricordo. Sarà con noi. Intanto ci stanno già seguendo, ci saluta Milena. Ciao Milena, un bacio a te in famiglia. Allora Giuseppe, io vado con la prima domanda, poi pian piano che andiamo con la serata, vado con le altre domande. La prima domanda è come nasce Giuseppe Balice? Allora, Giuseppe Parigi nasce nel 2000, no, nel 90, nel 96. Giuseppe Parigi nasce nel 96 quando io avevo 6 anni e cominciavo a scrivere, a cantare così, così quando ecco con gli amici oppure con i miei genitori in qualche serata, così, divertimento. Poi un giorno, puro caso, andai a una scuola di canto che neanche volevo andare perché dicevo no, ma la musica non è per me, la musica così, la musica colà. Andai alla scuola di canto e da allora poi io, ma Giuseppe Parigi è proprio il nome e cognome mio, non è un nome d'arte, è anche un Cioè, nome d'arte, però... sì, però è il tuo nome e cognome, non è il nome d'arte, niente. Allora, vado con la prossima domanda e poi andiamo subito. Da quanti anni canta? Io canto da 21 anni, Quanti anni hai ora? Quanti anni? ora ho 28. Ragazzi, canta da molto. Io vado con un primo brano che si chiama Quando non ci sei. Quando non ci sei, io l'ho scritta per tutte le persone che purtroppo non ci sono più, per tutte le persone che per questo maledetto coronavirus sono morti. E questa canzone la voglio dedicare anche a papà di Milena e la voglio dedicare a tutti i parenti che purtroppo non ci sono più. Ok, Giuseppe, allora ascolta, io quando parto con i brani, se puoi disattivare l'audio, poi
ovviamente quando parto io, poi quando finisce il brano, già mi senti e puoi attivare l'audio di nuovo del microfono. Va bene? Sì. Buon ascolto a tutti e infatti l'ha dedicato a tutte le persone che non ci sono più per questo maledetto virus. Buon ascolto a tutti. Da quando non ci sei vicina a me, ti chiamo ogni momento, ma non ci stai. E guarda chi lo niente, a tu daremo sabato, non ci stai più. È triste senza te, lontana te, io non ci resisto più, dimmi tu, ma che ne faccio più, e che sta vita a me, se non ci stai, è sempre grigio ma lontana te, senza te. Sì, chiagna cara mia, non vuoi sapere, sto mazzendo a te pensare, non ne faccio più. Questo cuore mio, se tu mi stai con te, fammi venire, dentro paradiso appresso a te, con te, dentro paradiso appresso a te. Ci sei vicina a me, io soffro ogni momento lontana te, penso sempre tutti i giorni passati insieme io e te, sempre come te. Questa vita a me, se tu mi stai con te, fammi venire, dentro paradiso appresso a te, con te, dentro paradiso appresso a te. Me ne faccio chiudere questa vita mia. Se tu mi stai con Dio, fammi venire in paradiso appresso a te.
grande brano di Giuseppe Balice dedicato ovviamente a tutte le persone che non ci sono più e la dedichiamo con tutto il cuore. Giuseppe, ci sei? Ci sei Giuseppe? Aspettiamo lui che ci risponde. Sentite? Sì, sì, Mi sentite? ti sentiamo. Allora, ci dice Fiore, ciao Peppe, contraccambio i saluti, non posso lasciarmi mai sfuggire le tue dirette, saluti al tuo ospite Giuseppe. Fiore ti saluta. Allora, questo brano veramente mi è piaciuto, è bellissimo, stupendo, e la volevo dedicare anche, per esempio, ai miei nonni e mio padre che non c'è più, e la voglio dedicare E mia anche. sorella. Infatti, questo brano era dedicato anche a tuo suocero. E ci dice Milena, grazie Giuseppe per il brano. E niente, grazie a te, grazie a voi, grazie veramente di cuore a tutti quanti voi. Allora, ragazzi, io E... voglio. Vai, vai, prego. No, parla, non ti preoccupare. Allora, io voglio annunciare che ci dovete seguire su Facebook, Radio Taranto, su Instagram, Radio Taranto, sotto page, oppure per mandare un messaggio vocale per interagire con Giuseppe al 350 06 795 che sta qui sopra, che potete mandare il messaggio. Grazie di cuore, Anna ci dice, vai Giuseppe, dilli tutto quello che vuoi, vai. Allora, io devo dire solo una cosa, devo sottolineare solo una cosa. Prima cosa, Peppe della Radio Taranto è il numero uno di tutte le radio che ho girato. E io ringrazio tutto lo staff di Radio Taranto, tutte le persone veramente in gamba, un ragazzo veramente duro. E poi devo dire una cosa fondamentale per tutti gli artisti che si vogliono insegnare adesso a uscire adesso della musica napoletana. La cosa fondamentale che io dirò sempre sono tre cose: la voce, la voce, la voce. E io ho visto la ragazzina Elettra, o Peppe, è una bomba, gli auguro tanto successo di questo mondo perché è una ragazza, una bambina veramente in gamba. Io saluto i genitori, Simona, che gli mando un bacio con il marito e tutte le persone che adorano la musica napoletana. Se avete Infatti, questo, infatti ci stanno seguendo, Elettra, la madre e tutta la famiglia. sono veramente persone in gamba, persone veramente che anche Giuseppe Parigi li adora, anche se non li conosco di persona, però li adoro tanto. E niente, ragazzi, io ringrazio veramente di cuore tutti quanti voi che state qui in ascolto con me, con Peppe, grazie veramente di cuore Peppe. Peppe, chiaro devo dire. Io ringrazio voi che accettate l'invito, questo è un poco sicuro. Ci dice Simona, grazie Giuseppe per questi complimenti che hai fatto alla figlia. Infatti io Giuseppe voglio annunciare che ho Aldo e Elettra. Sto facendo un po' di dirette con due artisti in una diretta. Poi vediamo se riusciamo a metterti con Elettra. Guarda, Elettra accetta sempre gli inviti miei e ti voglio mettere con Elettra un giorno insieme, così ascoltiamo i tuoi brani e ascoltiamo i suoi insieme. E poi se volete fare qualcosa live la potete fare anche. Ci sta seguendo Filli, Giorgia, Epifania, ciao Giorgia. Allora, Ciao, Giuseppe. Giuseppe, hai qualche GT, però oggi proprio italiano per me è errato. Hai qualche DVD già pronto? Il CD? No, DVD pronti no. Ok, lo stai progettando. Sì. Ok, il CD lo Sto stai anche progettando. progettando, sto anche facendo, se vediamo che finisce subito questo coronavirus, devo girare un film. Ah, quale film? Se ci puoi dare un più tu È un oppure. film, cioè, è un film che parla d'amore, è un film tutte le cose che succedono adesso, la violenza sulla donna, tutte queste cose qua. Poi sarò ospite in Germania grazie sempre a Franco Amato. Anzi, se volete venire anche voi, basta contattare Franco Amato e lui sta facendo il pullman proprio per andare in Germania e a gustare la bella musica napoletana. Che lo salutiamo anche. Allora, Giuseppe, quanti concerti hai fatto? O serate? Quanti concerti ho fatto e quante serate ho fatto? Una 3.300. Ne hai fatti assai. E
cantare per te è passione o per lavoro o per tutti e due? A me cantare per passione, perché la musica ce l'ho nel DNA. Se Proprio non è musica, ragazzi, mi hanno risposto con la stessa cosa e questo veramente mi fa onore a tutti gli artisti, mi fa onore, perché certi mi rispondono sia per lavoro e sia per... però mi fa onore lo stesso. Ci segue Marica, ciao Marica, un bacio a te in famiglia. ah, sì. Allora, io ti voglio chiedere, no, con un brano che è il prossimo, ma questo Mm, brano, ma mm, sposo, cioè tu ti sei sposato allora, scusa, se hai fatto questa sì. canzone ti sei sposato. Allora, io mi sono sposato e separato. Ah, ok. Questa canzone Ma sposo la dedico per tutte le ragazze che si vogliono sposare. Pensateci bene, che oggi come oggi un matrimonio è un Molto po' costoso. particolare No, no, lo puoi dire tranquillamente, è costoso. e costoso assai perché Ma quando attenzione, ma non da parte nostra, maschile, anche dalla parte femminile. Però la- ci vuole però io dico tempo. una cosa, però Peppe, io dico una Vai. cosa, l'uomo senza la donna muore. Giuseppe, questo è sicuro. Questo è Eh, sicuro perché sennò noi siamo morti. Però va bene, dai, bra- ringraziamo sempre le donne che esistono, donne, donne, però non ci fate impazzire, eh? Dai. ah, Noi mettiamo piano il piano. cuore, mettiamo la vita, però pure voi, eh. Allora, io vi lascio con questo brano che poi abbiamo tanti artisti, anche addirittura abbiamo anche avvocati nelle mie dirette, perché voglio parlare un po', no, Giuseppe, io parlo di questo Covid-19, parlo di tutto perché ormai in questa vita ci ha distrutto e ci ha bloccato, l'economia ci ha bloccato, serate. Gli artisti ormai come fanno a non fare più serate? Cioè questo io Eh, non capisco ormai di tutti, però speriamo che finisce subito, speriamo che domani finisce subito. e ti voglio annunciare che, come avviso altri artisti, che sto organizzando una serata con tutti gli artisti della Radio Taranto. Spero che ti fa piacere di partecipare. Sì, non ti preoccupare, tanto è vicino, Bari tanto è vicino. Non sono mai venuto a Bari, però volevo venire perché voglio incontrare Io anche il sono venuto sindaco a di Bari. Taranto io sono venuto a Taranto perché avevo una ex ragazza mia a Massafra. Ah, ok, perfetto. Allora ci dice Milena, bravo Giuseppe, speriamo di organizzare presto con Franco. Bravo. Ma Milena è qualche amica tua? Milena è una mia fans da una vita, adora la mia musica e la mia fans proprio è carita per me. Cioè, Guarda, difatti, quando si tutte sta le male, musiche, tutte le musiche che ho sentito quelle tue, guarda, io pensavo che la voce, no? Sai, uno dice all'inizio la voce non è bella, ma quando ho sentito le canzoni di Giuseppe Vedi, non lo so come dirtelo, cioè, è stupenda, cioè, è bellissima, cioè, non ti ho mai conosciuto, non ti ho mai visto, ora a sentire le canzoni, la voce è bellissima. Ci dice Manna, come abbiamo spiegato prima del matrimonio, ci dice il matrimonio costa, ma infatti eh, Anna costa, costa. Però banda alle ciance andiamo me sposo. Quando vi sposate mettete la, sta canzone. la de- la dedico per tutte le donne. Mi sposo. Bravissimo. A tutte le donne Vai, perché se senza donne noi meglio siamo... solo che accompagnato. Ecco, questo lo dico sempre io. Buon ascolto a tutti. Vai. Già è tutto pronto regà, ma per stasera io ce l'ho già data. Ho già comprato le rose, ma pure la fedine che cosa dirà? Sicuramente sarà emozionata e poi piangerà. La commozione e la gioia che effetto la fa. E parlerà con le amiche, ci dice contenta che va bene a me. Che l'uomo che lei sognava non è più lo suo, ma è già una realtà. E con sua madre ogni giorno gira nelle negozi. Vuole comprare il vestito, si sposa con me. Io prometto che mi sposo, ma porto in la chiesa, contento l'invitato all'altare che rosa. Mi prendo insieme a te che ci unisce per sempre, fin quando morte non ci separi a me e a te. E quando ristorante ci aspetta la gente, con tutto l'invitato e prendiamo contenti. A grido bacio bacio con luce la samma, il giorno più bello è stato con
ti capisci per sempre, per l'eternità. Non ci credevo all'amore, una femmina no, non credevo trovare. Ma con te state diverse, con te siamo amore, non scherzo e lo sai. Mi batte il cuore a 3000 se penso a quel giorno non sarà. Quando con te nella chiesa non sono a sposare. Io ci prometto che mi sposo la porta in la chiesa, andando l'invitato all'altare che rosa. Tu credi insieme a te che ci unisce per sempre, fin quando morte non ci separi a me a te. E quando il ristorante ci aspetta la gente, con tutto l'invitato prendiamo contenti. A grido bacio bacio con lui ci facciamo, il giorno più bello è sapere con te. Voglio creare una famiglia con te per stare da me. Tu sei la donna perfetta per stare insieme a me. Io ti prometto che la sposa la porti in chiesa, condendo l'invitato all'altare che rosa. Tu credi insieme a te che ci unisce per sempre, per l'eternità. Grande brano, Me sposo, grande brano di Giuseppe Balice. Ci sei? Ci sei Giuseppe? Aspettiamo lui che ci risponde. Giuseppe, ci sei? Sì, ci sono. Ok, allora, intanto ci dice, infatti la canzone mi è piaciuta, però ci dice Milena, bella, io sono unica che sa tutti i titoli delle canzoni che presentavi ogni giorno in diretta. Allora, io intanto voglio fare un attimo gli auguri ai miei due zie che oggi compiono gli anni e gli voglio mettere questo brano e faccio tanti auguri a loro. Auguri a mia zia Daniela e zia Michela. Tanti auguri a te, tanti auguri tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri tanti auguri a te. Tanti auguri a E facciamo gli auguri. tanti auguri a te, tanti auguri tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri tanti auguri a te. Ok, ho fatto gli auguri alle mie zie che li saluto. Allora, Giuseppe, io vado con la prossima domanda e poi andiamo con un prossimo brano, se riesco. Allora, andiamo. Intanto ci dice Vanessa, ciao Giuseppe, auguri, grazie Anna. Allora, prossima domanda, vediamo se riesco a trovarla con certi. Ah, le domande già le abbiamo dette tutte, guarda, le abbiamo dette tutte. Allora, io vado con il prossimo brano, però prima di andare, oh bene mio. Non ti sentiamo, Giuseppe, non ti sentiamo. Ma avete imbriacato. Vai, dimmi. Ah, allora, io bene mia la dedico per Vanessa,
perché è ufficiale che è la mia ragazza. E la Ok, dedico per tutte cioè la dedico per tutte le donne. Oh. Io la dedico per tutte le mie fan. Ecco, oh belle mie. buon È una ascolto a tutti. Vai. canzone di una cover di Pino Mauro. Oh Eh, belle mie. Pino Mauro, grande Pino Mauro e anche altri artisti. Vado con questo brano, buon ascolto e dedicata a Vanessa. Modreme chiagno no pasciallami mentre racconto tutte pene so e non sa corregge cava gelosia mentre se pare mi prendo come a te o sa c'è sbagliata vuole pianire o bene mie ce le va fa sapere o bene mie non si poteva dire una parola cercavo di me tutte pagatiera per fare la fana vita una signora quando guardavo mentre cresceva miezza alla di giuro io me la accarezzavo con pensiero e che io guardavo e che voleva bene ma io pensavo chissà credeva una gomma sto giorno s'arrobbava tenga che prego che si lagrima visto che sopprate no per me dalle anni che sta vita mia per tornare da un anno insieme a te o sa c'è sbagliata come le piamie o bene mie ce le va fa sapere o bene mie non si poteva dire una parola cercavo prima di tutto di fare dire per farle fa una vita e una signora quando guardavo mentre cresceva miezza alla di giorno io me la accarezzavo con pensiero e che io guardavo e che voleva bene ma io pensavo chissà credeva una gomma sto giorno s'arrobbava sto giorno s'arrobbava sto giorno s'arrobbava
grande brano, veramente bellissima voce, grande brano. Vai, attiva l'audio. È attivata? Ok. Sì, sì, è attivata. Allora, Io quanti messaggi ti dice? cerca per me te fa carire. Bella canzone, veramente bella. Allora, ci dice Anna, ci dice, pensa che alle 23:59 che è pronto per evadere da casa. Mi raccomando, alle 23:59 pronti alla porta e scappate. No, no, che domani io se scappo vado a registrare. Infatti. Poi Vanessa ci dice, grazie vita, ti ha ringraziato anche. Poi Milena ci dice, in questo momento la sta cantando Giuseppe. Poi Vanessa saluta la madre, l'ha dedicata a me sta canzone, lo so Milena, ciao vita Io mia, saluto la mamma. tantissimi Io saluto messaggi, la mamma di Vanessa, anche se non la conosco. dove c'è scritto ospite Giuseppe. Allora, c'è scritto proprio dove sta la faccia di Giuseppe, sotto c'è scritto Qua. ospite Giuseppe Balice, eccolo là, infatti. Ursula ci manda un cuore. Allora, Giuseppe, io vado con un prossimo brano perché il prossimo brano è Amico mio. Questo brano qual è? Qual è? Qua diciamo stare un po'. Allora, questa canzone io l'ho scritta per un amico mio che purtroppo per colpa, per maledetta droga, questo qua si drogava e fece un incidente con la macchina e se ne andò in coma. E la canzone è proprio dedicata per lui, cioè sono tutte parole proprio uscite da lui. Cioè, Adatte per lui. sì. Io non dico niente, ascoltate soltanto. Buon ascolto a tutti, mi raccomando, lui non dice mai niente perché è un top secret, dovete ascoltarla e poi dite la vostra. Commentate e condividete ragazzi perché qua siamo ancora a 2 condivisioni, che so se questo dobbiamo condividere. Se arriviamo, guardate, vi giuro, se arriviamo a 10 condivisioni, io la prossima settimana porto Giuseppe ed Elettra in diretta. 10 condivisioni voglio, eh? Per ora ce ne sono 2, ne mancano 8. Buon ascolto. Per il 16 d'aprile, che la sera che la strada, camminavi verso casa, coppa che la smarattere, d'improvviso che l'inverno, un incidente molto grave, quell'impatto molto forte, condizioni disperate. Carabinieri sono venuti là, che l'ambulanza veloce commovente, tua moglie che piangeva disperata, e niente affitto nelle pesate. Ma di cielo si è fatto secondo, a Pippo non mi posso pigliare, al Cannizzaro potranno pure stare, 13 giorni in coma farmacologico, tutta la mia mezzo corridoio, e quando chiamo con tutti i parenti, sulle preghiere con noi rendo cuore, Gesù ti prego non lo pigliare. Se ragione sulla tua persona e ce la vuoi sangue in te bene, condizioni stabili ma è grave, solo che si sentiva te, il 24 del mese d'aprile, ti sei sciolta e che gioia in tuo cuore, più forte prima tu sei l'immortale, con noi mo sei cagata, la canzone non si basa. Perché è stata tanta gente, l'ospedale che sembrava tutta una processione. Pippo sei voluto bene, di sicuro ti ha pensato, se mi piglia a pippalato, o commercio che mi fa,
Un grazie che stanno sempre con te, alla signora Antonella di cuore, all'ospedale infermieri e dottori, che con vittoria ci revenno che c'è. Ma di cielo si è fatto secondo, a Pippo non mi posso pigliare, al Cannizzaro pagano pure stato, 13 giorni in coma farmacologico, tutta la mia mezzo corridoio, e quando chiamo con tutti i parenti, sulle preghiere con noi rendo code, Gesù ti prego non lo pigliare. Se piangeva sulla tua persona e ce la vuoi sangue rindettare, condizioni stabili ma grave, solo che si sentiva te. Il 24 del mese d'aprile ti sei sciolta e che gioia in tuo cuore, più forte prima tu sei l'immortale, con noi mo sei cagato. Grande brano, Giuseppe Valice, grande brano, amico mio. Allora, ci sei? Vai, ti va l'audio, vai. Ci sono qui, bella canzone, bellissima canzone. No, Bella, bella. è stupenda, veramente, mi ha fatto rimanere senza parole. Ecco Allora, perché io vai. vedo anche un'altra cosa fondamentale, che Giuseppe Valice non fa canzoni solo di malavita. Giuseppe Valice fa tutti i tipi di canzoni, anche canzoni d'amore, sì. È giusto. Anzi, ho fatto anche un disco che non so se l'avete visto, con l'etichetta del Radio Taranto. È un regalo che ho fatto io. Su questo veramente mi fa onore e ti ringrazio. Ti farà onore. Ci stai seguendo Piero? Ciao Grazie. Piero, ciao Vincenzo. Allora, Sì. Giuseppe, ci fai qualcosa live? Così poi chiudiamo con l'ultimo brano. Io chiudo sempre con gli ultimi brani. A piacere tuo, vai. Aspetta. Te ne capite ricci, porte picante sono in faccia, ogni figliore sapesse dove passare. Va bene? No, questo è stupendo. Voglio sentire anche tu sia una cosa grande, se riesci. Vai, per tutti. Una cosa grande per me, una cosa che non sei, se non sai, una cosa che non ho già avuto mai. No, ragazzi, dovete seguirlo perché è bravissimo. Io chiudo con l'ultimo brano perché l'ultimo brano è Caro amore mio. Ah, questa canzone io la dedico proprio per tutti gli innamorati, in particolare per Vanessa. Dopo ci salutiamo e ascoltiamo prima questo brano e poi ci salutiamo. Grazie Giuseppe comunque, ti ringrazio. Buon ascolto. Si ancora è più bello quando si incazzate, esageratamente, io te voglio. Come grande st'amore quando tu mi accarezzi, quando va sempre dice che tu amore per me. E io trovo sta pace in un sorriso e una se potevo indolente per fare amore con me. Non t'ho detto mai che sti cose, sarai più bella tu vestito di sposa. Esageratamente, per me tu sei importante, sono nata volta grazie a te. E ti spoglio, esageratamente io ti voglio. Tu sei bella, per te rubassano uno cielo e stelle. Si muore tanto, sia vita non si lava questa sorgente. Non è niente, sta vita senza te che non serve a niente.
sente l'ancora, respira la dolore quando come accarezza e te pirette con me. Dammi ancora sta bocca, non mi stanca e sti vasi, perché io sai come piace e so pazzo per te. Non t'aggi ritte mai che sti cose, sarai più bella tu vestito di sposo. Esageratamente, per me tu sei importante, sono nata un'altra volta grazie a te. E ti spoglio, esageratamente io ti voglio. Tu sei bella, per te rubassa l'uomo cielo e stelle. Si muore tanto, sia vita tu si lava questa sorgente. Non è niente, sta vita senza te che non serve a niente. Le rate d'amore, chi sta amore, me mi si faccia a me che sto sorriso, o te vicini son paravese, o paravese mi chiesi solo tu, esageratamente. Si muore tanto, sia vita tu si lava questa sorgente. Non è niente, sta vita senza te che non serve a niente. Le rate d'amore, chi sta amore, me mi si faccia a me che sto sorriso, o te vicini son paravese, o paravese mi chiesi solo tu, esageratamente. Grande brano di Giuseppe, grande brano, grande, ma sapete che significa grande? È grande. Allora Giuseppe ci sei? Vediamo se Giuseppe ci Ci sono, ci risponde. sono. Ah, pensavo che eri sparito Giuseppe, ogni tanto io mi preoccupo per le altre. Allora, un po' di sottofondo ci vuole, io ringrazio tutti quanti, grazie a Fiore, grazie a Vanessa. Fammi salutare un po' di tutti e poi ti do il consenso. Milena, aspetta che abbasso un po' il volume di qua, un attimo che arrivo. Allora, arrivo subito per salutare tutti. Allora, arriviamo subito. Allora, inizio a salutare Milena, Vanessa, Fiore, poi chi più? Vito e Maria, Piero, Vincenzo, Ursula, tutti quanti. Ringraziamo tutti quanti di aver seguito questa grande diretta di Giuseppe Balice, solamente su lui. Seguiteci su Instagram, mi raccomando, su Instagram radio-sotto Taranto pagine, su Facebook Radio Taranto, oppure potete mandare anche messaggi vocali per salutare i vostri artisti preferiti come Giuseppe Balice, Elettra e tanti altri artisti. Giuseppe, io ti lascio l'ultima parola a te, a chi vuoi salutare. Io saluto prima cosa saluto tutto lo staff di Radio Taranto, ringrazio veramente di cuore, veramente Peppe sei un grande, e saluto tutto il gruppo di Cantiamo Napoli. Saluto Vanessa, saluto la mamma di Vanessa, saluto Milena, saluto tutti qua, Piero, saluto Franco Amato, che gli mando un bacio, Ricky, un altro mio carissimo amico, un altro cantante, saluto Elettra, la famiglia di Elettra, saluto tutti quanti ragazzi, siete tantissimi, grazie ancora di cuore e viva la musica e viva la libertà, me raccomando, perché senza musica noi siamo non è morti. vita.
Bravo. Non è Infatti Giuseppe Vallice ci ha scritto anche in diretta ci ha scritto che ringrazia tutti. Ringraziamo tutti pure se le condivisioni, però le condivisioni se non vado a vedere in questi giorni che si è arrivata a 10, io porterò Elettra e Giuseppe Vallice in diretta con noi. Mi raccomando, 10 condivisioni. Beh, Giuseppe, io ti voglio ringraziare di aver accettato il mio invito, di avermi contattato e ti ringrazio tantissimo. Però qual è l'ultimo messaggio che vuoi dare a tutti i cittadini, visto che siamo in questa quarantena e domani è l'ultimo, cioè oggi è l'ultimo e domani finisce? Ragazzi, altre 10 ore sono, quando è? 20 ore, quando è? Sì. Anche poi fra poco usciamo tutti a libertà, non vi preoccupate. Speriamo che finisce subito. Speriamo, perché veramente non ce la facciamo più. Vogliamo uscire, non ce la facciamo più. Vogliamo uscire, Giuseppe. Ragazzi. Beh, Giuseppe, io ti saluto e ti ringrazio. Ciao Giuseppe. Ciao a te. Vai, Ciao, grazie a tutti. Vai, chiudi tu, vai. Ciao Giuseppe. E ringraziamo Giuseppe di aver seguito questa grande radio che ci è stato con noi. Grande Giuseppe, grazie. Grazie molte Giuseppe, ti ringraziamo di aver accettato questo invito con noi. Io ringrazio tutti voi veramente di aver seguito questa grande radio. Mi raccomando, seguite Radio Taranto su Instagram, radio-sotto Taranto-sotto page, oppure su Facebook, oppure potete anche mandare messaggi vocali. Mi raccomando, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima diretta.